Ciao a tutti ragazzi, mi trovo in Belgio e domani parto per la Cina. Ho appena fatto il check-out, questo è l'hotel, è a 39 passi esatti l'aeroporto dove devo andare a fare il check-in anche se ancora ho 4 ore perché le procedure sono incredibili per andare in Cina. Allora, proprio lì è dove tutte le persone che rimarranno in Belgio più di 48 ore dovranno fare il test per il Covid e il test determinerà se dovranno fare quarantena o meno. Ho appena consegnato il bagaglio al check-in, ora ho circa 2 orette di svago. Posso dire questo, più continui più diventa normale. Devo dire che ieri ero un po' in tensione, invece ora molto ma molto meglio. Cristiano Ronaldo. In pratica ci hanno misurato la febbre, e penso sia la prima volta che ci misurano la febbre, e ci hanno dato le cose da mangiare, due bottigliette d'acqua, quindi ora vediamo cosa c'è dentro il primo pacco.
hanno appena fatto il tampone, è stata un'esperienza, cioè mi ha trapanato il naso. Cioè in Italia il tampone non lo sanno fare, vuol dire. Ok, ho appena finito il controllo immigrazione, è un po' un delirio, è durato un sacco di tempo, ora stiamo andando a prendere l'autobus. Allora, finalmente sono nella mia stanza. Per fortuna la stanza è bella. E vabbè, quindi si piange con un solo occhio. Dai. Ora mi devo preparare, devo fare il bucato perché sarò pieno di coronavirus da testa ai piedi. Una doccia. E niente, ragazzi. Ciao.